Ci troviamo nella spiaggia di Suvortu e Sudrigu. Allora, questo è il parcheggio principale. Stranamente oggi non si paga. Ricordavo che qua si pagavano 5 euro di parcheggio, quindi niente. Adesso ci facciamo la discesa verso la spiaggia e poi ci facciamo l'immersione. A tra peu. Qua c'è una stradina pietrosa. Questa è una spiaggia un po' particolare perché compare a periodi alterni. Ci sono degli anni in cui c'è solo scogliera e anni in cui c'è anche la spiaggia. Oggi sembra un po' a metà e metà. Però qua il mare è favoloso, raga. E invece è solo scogliera. Quindi ci immergiamo e ci facciamo il giro verso quegli scogli. Qua sono proprio dietro gli scogli. Infatti vedete, questo è uno di quegli scogli che abbiamo visto prima. Cerco di fare il giro, ma qua sono su un punto un po' precario perché non ho grip e mi scivolano le pinne, raga. Ok. Cerco di fare bene l'inquadratura. Qua siamo proprio in mezzo alla zona della scogliera. E adesso ci rimergiamo. Qui siamo proprio sotto scogliera. Qua l'acqua è veramente tanto alta. Diciamo che ci saranno un 8-10 metri di fondale nei punti più importanti. Non c'è vento, non c'è corrente oggi, quindi è perfetto. Quello che vedete davanti è Sant'Antioco, mi pare. Sì, quello è Sant'Antioco. E niente. E niente raga, ci rimergiamo e continuiamo il giro.
ed ora direi che è arrivato il momento di riavvicinarmi alla spiaggia, perché credo di essere veramente tanto lontano. Ho scavalcato 2 volte la costa e penso di essere a quasi 1 chilometro, quindi niente, si torna indietro raga.